Ed ora parliamo nuovamente di medicina e oncologia nella nostra edizione, in particolare di sarcomi, come stiamo facendo da alcune edizioni. A Gorizia c'è un'equipe medico-chirurgica d'avanguardia per la cura di tumori muscoloscheletrici guidata dal dottor Franco Gherlinzoni. A lui abbiamo chiesto le cause di questi tumori, se ci sono dei comportamenti che una persona può adottare in termini di stile di vita per prevenire questa patologia, ma anche abbiamo chiesto la percentuale delle guarigioni. Sentite! Buongiorno, stiamo chiacchierando con il dottor Franco Gherlinzoni, presidente del CIOSM, su un tema piuttosto spinoso che è quello dei sarcomi, una forma di tumore raro che, come ci diceva poco fa il dottor Gherlinzoni, non è un cancro. La percentuale di incidenza in termini di tumore e di guarigione soprattutto. Sì, diciamo che è sempre un tumore maligno. I cancri si differenziano perché sono istologicamente diversi, derivano da organi diversi rispetto a quello dei sarcomi. Per quanto riguarda la percentuale di guarigione, noi in questo momento con i protocolli terapeutici che attualmente sono adottati dalle più importanti centri, più importanti organizzazioni mondiali, per quanto riguarda l'osteosarcoma, che è il tumore classico dell'osso, che come ho detto colpisce soprattutto gli adolescenti, si ha una guarigione in circa 2 pazienti su 3, quindi siamo intorno al 65% dei pazienti che guariscono. Ovviamente questo dipende da quanto è stata precoce la diagnosi, quanto è stata corretta la diagnosi e soprattutto se non vi sono delle disseminazioni a distanza, cioè se l'unico organo che è malato è l'osso. Quando purtroppo l'osteosarcoma si dissemina in altri organi, soprattutto al polmone, le percentuali di guarigione indubbiamente calano. Dottor Gherlinzoni, ci sono delle cause per questo tumore? Qualcosa che un cittadino, un paziente, una persona può mettere in atto per prevenire? No, non c'è nessuna prevenzione, come ho detto non c'è nessun programma di screening per questi tumori. Viene ritenuto molte volte che vi sia una correlazione tra gravi traumi, anche traumi banali, con il tumore. In realtà non è assolutamente così, nessun trauma, e questo voglio tranquillizzare tutti, nessun trauma può provocare un tumore. Purtroppo non vi è prevenzione per questo tipo di malattia. E quindi anche lo stile di vita incide o non incide sulla nascita o sviluppo di questa forma tumorale? No, fondamentalmente no, in questi tumori qua non incide lo stile di vita, quindi non vi sono precauzioni da prendere in questo senso.